Maltempo in Veneto, scattata stamane l'allerta arancione, pioggia battente in pianura e pedemontana, neve in montagna già dagli 800.000 metri di quota, rischio frane e valanghe, chiusa la Val Fiorentina. Prima acqua alta a Venezia, sospinta dal vento di scirocco associato a Bora, in laguna la marea ha raggiunto un livello massimo di 110 cm, previsto un picco di 105 cm anche per domattina alle 9. Infiltrazioni mafiose ad Eraclea, la procura ha notificato la chiusura indagini preliminari per 76 persone, il destino del comune è nelle mani del prefetto che ha 45 giorni di tempo per chiedere lo scioglimento. Aggredisce a calci e pugni la fidanzata, poi tenta di accoltellarla, arrestato 39enne di Monselice. Ha tentato il suicidio la 24enne in carcere per l'omicidio di Paolo Vai lo scorso luglio a Vittorio Veneto, la giovane accusata del delitto assieme alla compagna dell'uomo. Ecco la cameriera robot in un ristorante giapponese di Mestre, serve ai tavoli, canta tanti auguri, ma dicono i titolari non sostituirà le persone. Alex Zanardi chiude l'edizione del Festival Paralimpico che si è svolto a Padova, il suo messaggio agli studenti e ai giovani che ha incontrato tra l'Università e Palazzo Moroni. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano l'ondata di maltempo che sta investendo la nostra regione. La stagione sciistica comincia in anticipo sulle Dolomiti a Cortina con l'apertura del primo impianto. La seggiovia del Col Gallina al passo Falzarego sarà già aperta a partire da domenica 10 novembre. Questo per le precipitazioni nevose che hanno cominciato a fioccare appunto su tutta la montagna veneta già a partire dagli 800.000 metri di quota, ma a preoccupare in queste ore è il rischio di valanghe e di frane. Ci aggiorna al telefono Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno. Previsioni rispettate nel Bellunese con pioggia abbondante, nevicate in Agordino già a partire dagli 800 metri di quota, per intenderci sopra Cencenighe. Neve a Cortina e su tutte le aree dolomitiche con apporti variabili fra i 5 e i 10 centimetri misurati già alle 8 di questa mattina. Per il transito sono indispensabili le dotazioni invernali, gomme da neve o catene oppure altri strumenti antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere utilizzati prontamente. Ricordiamo che l'allerta è arancione per tutta la giornata, secondo il bollettino diramato ieri sera dal Dipartimento della Protezione Civile del Veneto. Stato di attenzione anche per il rischio valanghe che potrebbero innescarsi anche a ridosso delle strade. Da ieri è stata chiusa la regionale della Val Fiorentina fra Caprile e Selva di Cadore per un movimento franoso in atto. Caduta di sassi è stata segnalata fra Gosaldo e Rivamonte in Agordino. E proprio in Agordino, alla Stanga, stamattina alle 7:20, c'è stato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un furgone. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Agordo e l'ambulanza del SUEM che ha soccorso il conducente della macchina, fortunatamente non in gravi condizioni. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. L'incidente ha causato rallentamenti al traffico in direzione nord. E per ora è tutto, a voi. E se questa è la situazione in montagna, a Venezia è arrivata la prima acqua alta di stagione con marea che ha toccato i 110 centimetri. Ci aggiorna al telefono da Venezia Ilaria Marchiori, buongiorno. Buongiorno da Venezia, come previsto oggi la città si è svegliata con l'acqua alta. Alle 9:10 è stato raggiunto un picco massimo di 110 cm a Punta della Salute, mentre di 106 a Chioggia alle 8:45. La marea di oggi è stata causata dal passaggio di un rapido fronte perturbativo che ha innescato vento di scirocco nel nord Adriatico associato a Bora nella laguna di Grado e Venezia e ha prolungato la propria permanenza oltre gli orari astronomici per il non previsto e temporaneo orientarsi della provenienza dei venti dai quadranti sudorientali. In ogni caso è importante ricordare che la marea di oggi ha dato l'occasione per inaugurare il nuovo servizio informativo Telegram che ha raggiunto in poche ore qualche centinaio di iscrizioni. Se ne era parlato molto nei mesi precedenti. Per domani mattina invece intorno alle 9 è previsto un picco massimo di 105 centimetri, picchi che sono nella media. Se poi stiamo a pensare a quanto accaduto l'anno scorso proprio
poco prima di questo periodo, alla fine di ottobre, quando invece è stata toccata il picco massimo di 156 centimetri, raggiungendo un record come non accadeva da tantissimi anni. La marea comunque potrà mantenersi sui valori elevati per tutta la durata della prossima settimana. Da lunedì ci sarà l'arrivo di un nuovo fronte atlantico che potrebbe causare un ulteriore aumento del livello marino in corrispondenza poi con i massimi astronomici. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, noi proseguiamo con la cronaca giudiziaria perché la Procura di Venezia ha notificato ieri l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, l'atto che precede normalmente la richiesta di rinvio a giudizio. Sotto accusa figurano complessivamente 76 persone, stiamo parlando delle infiltrazioni mafiose nel comune di Eraclea. 37 delle persone accusate sono imputate proprio di associazione per delinquere di stampo mafioso nell'ambito dell'organizzazione che secondo il PM Roberto Terzo faceva capo al boss di Eraclea, Luciano Donadio, affiliato al clan dei Casalesi. Saranno dunque settimane decisive intanto per il futuro del comune di Eraclea. La palla passa infatti ora alla prefettura che dovrà decidere l'eventuale scioglimento del comune. Sentiamo. Il percorso che potrebbe rendere Eraclea il primo comune veneto sciolto per mafia è iniziato. Dopo il terremoto di 50 arresti e 82 provvedimenti che mesi fa avevano portato la cittadina alla ribalta della cronaca nazionale e, parallelamente al processo, la relazione della Commissione di accesso in comune è arrivata in queste ore sul tavolo del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Questi avrà 45 giorni di tempo per trasmettere a Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno la decisione finale, attesa quindi a ridosso di Natale. In questi mesi il dibattito sulla presenza di associazioni criminali attive nell'area e più in generale in Veneto è entrata anche nell'agenda della Commissione parlamentare antimafia. Inizia ad essere opinione diffusa che l'esistenza di questi fenomeni malavitosi sia tale da non poter essere più definita semplicemente infiltrazione ma radicamento. A stretto ridosso dall'operazione delle forze dell'ordine che aveva portato all'arresto tra gli altri del sindaco Mirko Mestre, era stata promossa in paesi una manifestazione per la legalità organizzata dai sindacati che ora, come tutti, da Eraclea a Venezia, attendono con ansia di conoscere l'esito della relazione. Non è un problema nei confronti di Eraclea, è un problema di legalità che deve essere garantito in tutto il nostro territorio. Quello che naturalmente noi ci aspettiamo è di avere un quadro chiaro di quello che è successo, di quella che è stata l'attività di questi anni e capire poi evidentemente cosa succederà. Ripeto, però il problema è che dobbiamo affrontarlo non solo per Eraclea ma per tutto il territorio della nostra provincia laddove eventualmente ci sia. La cronaca ora aggredisce e tenta di accoltellare la fidanzata. Lui fu al centro di un tentato omicidio lo scorso giugno, in carcere, 39enne di Monselice. Ha aggredito brutalmente la fidanzata, calci, pugni al volto e alla testa, poi ha tentato di colpirla con un coltello da cucina ferendola di striscio sulla coscia. Una violenza inaudita che si è consumata sotto gli occhi della mamma della ragazza che ha subito allertato carabinieri e soccorsi. Protagonista di questo pestaggio un 39enne di Monselice che è stato arrestato. L'uomo nel giugno scorso era stato a sua volta vittima di un pestaggio. Il 39enne infatti era stato massacrato di botte dal compagno della madre e da un amico di quest'ultimo, finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il 39enne questa volta è il carnefice. I carabinieri hanno ricostruito una lunga serie di atti intimidatori e vessatori nei confronti della fidanzata. Ora si trova in una cella del Due Palazzi con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Atti persecutori culminati con un'aggressione nei confronti della ex fidanzata, 26enne albanese condannato a 2 anni e 8 mesi. È accaduto a Montebelluna. Un vero e proprio incubo, quello vissuto da una giovane montebellunese molestata in continuazione dall'ex, arrivato a chiamarla al telefono fino a 144 volte in una sola giornata. Non si rassegnava alla fine della relazione, perseguitando la donna con telefonate continue, ma anche pedinandola, molestandola fino ad arrivare ad aggredirla sotto casa. Quella sera del dicembre dello scorso anno, l'uomo, un albanese di 26 anni, residente nel Montebellunese, incrociò la ex nei pressi dell'abitazione di lei e, accecato
attirato dalla gelosia, la prese per il collo gettandola a terra. Dopo quell'episodio la decisione della donna di denunciarlo. Ne seguì un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex. Ora per il 26enne è arrivata la condanna con rito abbreviato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. E sono stati arrestati i banditi che avevano aggredito e rapinato un militare americano di stanza alla caserma Ederle di Vicenza. Ci aggiorna al telefono Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno da Vicenza. Sono stati arrestati dai carabinieri della SETAF e del comando provinciale gli autori di una violenta rapina ai danni di un militare americano. Il giovane, 33 anni, era stato atteso il 5 ottobre all'alba dall'uscita di uno dei locali della Movida e picchiato con violenza per sottrarlo il suo iPhone di ultima generazione. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere, i 3 hanno identificato, i carabinieri hanno identificato i 3 vicentini, 2 residenti nel caponomadi di via Cricoli. Nella casa di uno dei 3 è stata anche trovata una pistola carica e un macete. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni. Per ora da Vicenza è tutto, la linea può tornare allo studio. Ha tentato il suicidio in carcere Angela Cormaci, la 24enne arrestata lo scorso luglio insieme a Patrizia Armellin, 52 anni, per l'omicidio del 57enne Paolo Vai nell'abitazione che i 3 condividevano in via Caldei Romani a Vittorio Veneto. A riferirlo è il fratello della sorella della ragazza, secondo cui la giovane, la cui salute psichica sarebbe molto precaria, avrebbe cercato di togliersi la vita utilizzando alcune posate di plastica. La 24enne si è solamente procurata dei graffi, ma l'episodio è stato segnalato dal carcere femminile di Venezia alla Procura della Repubblica di Treviso, che coordina le indagini sulla morte di Paolo Vai. Non è escluso che il gesto, insieme ai biglietti che Cormaci continua a scrivere sostenendo di essere sotto dettatura della vittima, possa comportare il trasferimento della ragazza in una struttura per detenuti con gravi disturbi mentali. E domani, sabato, a Riese Pio X, l'ultimo saluto al 14enne di origini indiane morto all'Itis Barzanti di Castelfranco per una crisi cardiaca. Intanto la famiglia ha presentato un esposto in procura. Sono stati fissati i funerali di Sukraj Rator, il 14enne di Riese Pio X, morto lo scorso 21 ottobre durante l'ora di educazione fisica, stroncato da un improvviso malore. L'ultimo saluto al ragazzo di origini indiane, studente dell'Itis Barzanti di Castelfranco Veneto, si terrà sabato mattina alle 10 nella sala mostra della Barchessa Zorzi di Villa Egher, poi alle 12:30 il rito funebre Sikh al cimitero maggiore di Padova. Le sue ceneri saranno portate in Punjab, lo stato dell'India da cui proviene la famiglia. La procura ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura, ma la famiglia del ragazzo ha presentato alla magistratura un esposto per sapere perché i controlli eseguiti sul 14enne pochi giorni prima non abbiano rilevato anomalie. I genitori, il fratello e la sorella maggiori chiedono di far luce anche sulla correttezza o meno dell'intervento di primo soccorso effettuato a scuola dagli insegnanti con il massaggio cardiaco e l'uso del defibrillatore. Durante il massaggio è possibile che siano stati lesi i polmoni, si chiedono i familiari. Ci si è concentrati sul cuore, ma il nostro timore è che possa essere morto soffocato. Da qui la richiesta della procura di acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza che puntano sul luogo del malore. I familiari avevano chiesto di procedere anche a un'autopsia canonica, in modo da poter nominare un proprio consulente di parte, ma la procura ha ritenuto sufficienti gli esami al cuore affidati alla clinica universitaria di Padova, rilasciando il nulla osta per le esequie. Nel 2004 il rettore del seminario minore di Padova venne accusato di violenza sessuale. Nei vari gradi di giudizio Don Gino Temporin era sempre stato assolto. L'altro ieri, dopo 15 anni, la Corte di Cassazione lo ha definitivamente ritenuto innocente. Don Gino Temporin, padovano, 73 anni, ex rettore del seminario minore di Padova, canonico della cattedrale, attualmente collaboratore dell'unità pastorale di Arsiè, Belluno e docente di filosofia alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, è stato assolto definitivamente dalla Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la sentenza, perché il fatto non sussiste, del Tribunale di Padova e confermata dalla Corte di Appello di Venezia. Il sacerdote 15 anni fa era stato accusato di violenza sessuale nei confronti di un giovane allievo del seminario minore.
Don Temporin nei vari gradi di giudizio è sempre stato assolto, assistito durante questa lunga vicenda giudiziaria dall'avvocato penalista Paolo Marson. La diocesi in una nota ricorda come la Chiesa di Padova abbia sempre seguito con trepidazione, fiducia e vicinanza a Don Gino Temporin, sempre convinta dell'insussistenza dei fatti e dell'innocenza del sacerdote. Questa sentenza, conclude il vescovo, restituisce anche pubblicamente piena dignità a un uomo, a un prete, a un educatore, ma anche a una istituzione formativa così importante come il seminario minore. Parliamo ora di emergenza freddo, quella che arriverà con appunto la stagione invernale. Per i senza tetto il comune di Vicenza ha dovuto trovare una sistemazione. Sentiamo quale. Le orme dell'inverno, passi profondi, gelidi, di ghiaccio. Si avvicina l'inverno e già in questo ultimo scampolo d'autunno, in questi primi giorni di novembre, bisogna avere una strategia, un piano per dare un tetto a chi non ce l'ha. Lo vediamo tutti i giorni, purtroppo la nostra città, il nostro centro, tutte le mattine si sveglia con diverse persone che dormono per strada. È un problema che stiamo cercando di affrontare al meglio. Ad oggi c'erano 15 posti letto in 3 container, una situazione ai limiti della dignità della persona. A Vicenza i container di via Battaglione Framarin non sono né dignitosi né sufficienti a garantire un riparo dal freddo ai tanti senza tetto che si trovano ad affrontare l'inverno per strada. Persone che si trovano in un momento di grandissima difficoltà e che hanno perso una casa e che tra pochi momenti si troveranno anche al freddo. Per questo a Palazzo Trissino è iniziata la caccia a un nuovo alloggio per i senza tetto che oggi gravitano in città, una sistemazione dignitosa che sostituisca i container di via Battaglione Framarin che verranno chiusi. Grazie alla diocesi di Vicenza, ma soprattutto al vescovo di Vicenza, abbiamo trovato una soluzione temporanea. Dal 15 di novembre al 31 di marzo potranno trovare spazio almeno 30 posti letto per queste persone tutte le notti. La soluzione che la diocesi di Vicenza ha messo a disposizione è l'ex casa dello studente di Contra San Marco, dove dal 15 novembre al 31 marzo, dalle 18 alle 21, i senza tetto potranno trovare un riparo fino alle 9 del mattino successivo. C'è una grande cucina, ci sono delle saloni per incontri, per l'attività, sale grandi, sale piccole, ci sono dei servizi, una cucina interna e un piazzale, ci sono dei bagni anche disponibili, quindi è una struttura abbastanza importante. Potranno trovare spazio almeno 30 posti letto per queste persone tutte le notti e quindi fare in modo appunto che non occupino più il centro storico di Vicenza, ma soprattutto che trovino anche un riparo notturno. Non c'è pace a Venezia per Stefano Accorsi, con un video diventato ormai virale sui social. Lo vediamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Non c'è pace a Venezia per l'attore Stefano Accorsi. Dopo la polemica dello scorso anno per una foto scattata in una piazza San Marco deserta dove l'attore stava mangiando una pizza, questa volta a far discutere è un video pubblicato sul profilo Instagram dove lo si vede sfrecciare su un barchino a motore in laguna, barchino che produce un'onda sicuramente poco rispettosa delle norme sul moto ondoso. Molte le critiche nei commenti sui social a questo video appunto dell'attore che sta circolando. È un viaggio per la vita quello che si preparano a compiere 2 gemelline siamesi di appena un mese in arrivo a Padova dalla Sierra Leone. Dopo un programma veneto di ricoveri umanitari, i chirurghi dell'azienda ospedaliera si preparano a dividerle. Nessuna speranza per loro in Sierra Leone, la luce si è accesa grazie ai chirurghi dell'azienda ospedaliera. Saranno operate a Padova 2 gemelline siamesi di appena un mese che in comune sin dalla nascita condividono la cavità addominale e l'intestino. A segnalare il caso, quasi disperato, un medico in missione del QAM di Padova che ha contattato Team for Children. All'appello non ha esitato a rispondere la regione presidente Luca Zaia. Non ci ho pensato un attimo e sono intervenuto, spiega il governatore, che aggiunge: il Veneto, fedele alla
alla sua tradizione, cerca in ogni occasione di aiutare chi soffre, da qualsiasi parte del mondo provenga. In campo è sceso il programma Ricoveri Umanitari che sinora ha aiutato quasi 700 persone ed è stato finanziato anche per il 2019 con 400.000 euro. Andiamo ora a Mestre per vedere in azione la cameriera robot che sta lavorando in un ristorante giapponese. Ciao, ecco il vostro ordine, buon appetito. Dopo aver preso i piatti, toccami la mano e proseguo a lavorare. Grazie. Non siamo nel futuro, questa è la realtà. In un ristorante giapponese di Mestre è arrivato un vero e proprio, anzi una vera e propria cameriera robot. Eccola qui. Si chiama Putin. È molto educata e servizievole e da pochi giorni è la nuova assunta in questo ristorante in Calle del Sale. È una femmina. Si parlano direttamente lingua cinese. Italiano sa parlare qualcosa ma non sono ancora tanto, quindi sa solo a parlare ciao, ecco il vostro ordine, buon appetito e grazie. Putin, specifica la titolare, non è stata presa per sostituire le persone che nel locale in effetti non mancano. Sostituisce alla persona, questo è impossibile perché macchinetta è sempre macchinetta, non sono ancora tanto migliore. Quindi, poi ci sono tanti clienti che non piacciono a servire con le puttino perché piacciono personale naturale presente, perché personale corre più veloce. Quanto abbiamo pieno di gente sicuramente deve essere corri come matti. Come pensano anche molti dei clienti presenti. Può essere un valido aiuto con dei colleghi umani sempre per questioni che non tutto quanto è possibile sempre calcolare, quindi ci sono molte variabili, però può essere un ottimo aiuto. Metà e metà, cioè noi umani siamo unici, quindi secondo me no, cioè il nostro cervello a volte obbedisce anche a quello che noi ordiniamo, quindi secondo me no. Non ci potranno sostituire perché siamo molto più fantasiosi e liberi noi altri. Loro sono programmati, per quanto la programmazione possa essere varia, ma siamo sempre noi al comando. Per ora siamo noi. È sempre una novità, non si sa mai nella vita, cioè conviene tutto, dai. In realtà il robot è stato preso con uno scopo specifico. Abbiamo pensato di prendere il budino per portare la torta in qualcuno che fanno compleanno, lo portiamo in torta direttamente in tavolo, così fai cantare canzoni di compleanno. Alex Zanardi chiude l'edizione del Festival Paralimpico che si è svolto a Padova. Ecco il suo messaggio agli studenti e ai giovani che ha incontrato all'Università e a Palazzo Moroni. Perché io so di essere un uomo fortunato che al di là di tante belle esperienze, in verità in questi primi 50 anni erotti di vita gliene ha infilate davvero un numero incredibile. Ecco, e questa è la cosa più stupefacente, quante cose diverse sono riuscito a fare nella vita anche grazie a ciò che mi è successo, a dimostrazione che in fondo in ogni momento della vita, in qualsiasi circostanza, per qualunque cosa accada, se sai ragionare, passami la battuta, riappoggiare i piedi per terra, rimettere pian pianino a posto le cose, trovare una lista di priorità, riprendere un percorso, poi anche le cose che si annunciano come le più brutte possono diventare grandi opportunità. È quello che è accaduto a me. È la passione che ti porta ogni giorno a fare con slancio ciò che occorre fare e che viceversa sarebbe lavoro, perché hai il desiderio di farlo. Io credo di aver vinto gare nello sport, nell'automobilismo e poi con l'handbike perché ho certamente dei talenti, ma è anche tutto il tempo passato a studiare ciò che avrei potuto fare per migliorarmi ancora. Era questo l'ultimo servizio per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Tra poco torna ore 13, si parlerà di salute, di vaccinazioni anti-influenzali. In studio Luca Gino Sbroggiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima, Vittorio Selle, responsabile del Servizio Igiene e Sanità dell'ULSS 3 e Roberto Brugiolo, direttore della Geriatria dell'ospedale
uguale all'Angelo di Mestre. Ed è davvero tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Tempo molto instabile sul nostro territorio, l'autunno entra dunque nel vivo, ci attende un'altra giornata in compagnia della pioggia. Vediamo il dettaglio di venerdì 8 novembre. Sul Veneto maltempo intenso con rovesci e temporali per tutta la giornata. Attenzione perché i fenomeni potranno risultare anche forti. Neve sulle Alpi dai 1000 metri di quota. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, valori massimi tra gli 11 e i 17 gradi circa. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia con precipitazioni temporalesche diffuse, vedete, e non si escludono anche locali nubifragi, attenzione. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 18 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige con piogge dappertutto anche di forte intensità. Quota neve in calo fino a 1000-1200 metri sul Trentino. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno agli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.